Il centro-sinistra veneziano non può più aspettare, anzi, secondo qualcuno ha già aspettato troppo e le prossime ore dovrebbero essere decisive per la scelta del candidato sindaco alle amministrative di questa primavera. Il nome dell'imprenditrice Gabriella Chiellino, avanzato dal Partito Democratico, è quello attorno al quale dovrebbe stringersi l'accordo della vasta galassia di partiti e liste civiche pronte ad un'ampia alleanza per la conquista di Cafarsetti. Conta il programma, conta il lavoro molto importante che la coalizione sta facendo e ha già fatto sui temi programmatici. Io credo che su questi temi, sui temi ad esempio delle politiche sociali, sui temi ambientali, sui temi del decentramento e delle municipalità, questa coalizione ha le idee chiare e che saranno naturalmente le idee che andranno condivise con la candidata e il candidato sindaco. Il nome di Gabriella Chiellino sostituisce in un percorso rivelatosi evidentemente più tortuoso del previsto quello del rettore di Ca' Foscari Michele Buglisi, proposto dal Partito Democratico e particolarmente gradito a componenti civiche come il gruppo 25 Aprile, ma accolto con freddezza dalla componente rosso-verde della coalizione. Nella girandola di nomi era entrato con insistenza anche quello della capogruppo PD Monica Sambo, ma il profilo individuato al momento è Gabriella Chiellino. Lunedì è riconvocato il tavolo della coalizione e a quel tavolo le diverse forze che la compongono daranno conto delle verifiche che hanno fatto sulla proposta emersa nel corso dell'ultimo tavolo. Poi io la dico così, non è che se servano qualche ora in più il tavolo è un tavolo manicheo. La data esatta delle elezioni che decideranno chi governerà Venezia per i prossimi 5 anni ancora non c'è. In compenso c'è chi i blocchi di partenza della campagna elettorale li ha lasciati da un pezzo. In primis il sindaco uscente Luigi Brugnaro, che sta aprendo diversi punti di informazione sul territorio ed è in trattativa per un accordo al primo turno con Lega e Fratelli d'Italia. C'è poi il presidente di municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, uscito dal PD dopo aver chiesto invano le primarie del centro-sinistra, da tempo candidato con tutta la città insieme. In area centrodestra il professor Stefano Zecchi, già attivo nel referendum per la separazione tra Venezia e Mestre e ora candidato con il Partito dei Veneti.